settore dell'agricoltura e soprattutto la pesca è in balia dei mercati internazionali, con concorrenti che operano con regole troppo diverse rispetto all'Unione Europea. È un'occasione unica per il nostro territorio. Vota Lega, scrivi Conte. Intervento della Polizia di Stato ieri sera attorno alle 20 sul lungomare di Sottomarina. Gli agenti della pubblica sicurezza hanno trattenuto un cinquantenne in stato di ebbrezza che molestava gli avventori della bruschetteria Passaparola. L'uomo, caricato da una pattuglia, è stato accompagnato negli uffici del commissariato di Chioggia e sanzionato per ubriachezza in luogo pubblico. Sono stati transennati dai tecnici del comune gli alberi nel cortile della scuola primaria Marchetti di Chioggia, dove nella notte fra domenica e lunedì scorsi si è abbattuto un pieno marittimo sopra le giostre, fortunatamente in assenza dei bambini. Le aree dove sono radicati i fusti sono state chiuse al transito da un nastro bianco e rosso, in attesa di normalizzazione. Le piogge previste per oggi e domani rischiano di destabilizzare ancor più le fragili radici superficiali delle piante, mettendo a rischio anche quelle potenzialmente più verticali. Causa previsto maltempo, l'incontro con lo scrittore Francesco Targhetta nell'ambito della rassegna Celebri, inizialmente previsto nel giardino di Palazzo Grassi in Chioggia, è spostato oggi dalle ore 18 alla sala conferenze del Museo Civico della Laguna Sud in campo Marconi a Chioggia. Targhetta presenterà la riedizione del suo esordio Perciò veniamo bene nelle fotografie, dialogando con il curatore Stefano Spagnolo. Romanzo di formazione, poema del quotidiano, il volume dell'autore di Le vite potenziali, finalista al premio Campiello 2018, è un esperimento unico a cui va stretta ogni etichetta, che riesce nell'impresa, tanto classica da risultare modernissima, diffondere la lingua poetica con una narrazione solida e coesa, e in quella altrettanto ardita di scattare la fotografia indelebile di una generazione. Nonostante le difficili condizioni meteorologiche, con la previsione di pioggia, dovrebbe disputarsi domani mattina, domenica 19 maggio, dalle ore 9, allo stadio Aldo Edino Ballarin, il torneo triangolare di calcio tra le rappresentative giovanissime della Clodiense, del Torino Calcio e della Triestina, in memoria proprio dei due fratelli calciatori chiogiotti scomparsi assieme al Grande Torino nella tragedia di Superga 70 anni fa, il 4 maggio 1949. Torino e Triestina sono le due squadre professionistiche in cui ha militato Aldo Ballarin. L'incontro avrebbe dovuto disputarsi domenica 5 maggio, ma anche allora fu frenato dalle avversità meteorologiche. Continua intanto fino al 31 di questo mese, nella sala espositiva del Museo Civico in campo Marconi a Chioggia, la mostra di cimeli granata curata dai nipoti Nicoletta Perini e Davide Bovolenta, mentre a ottobre le celebrazioni per i Ballarin saranno concluse dalla rappresentazione teatrale Destino Superga, a cura della compagnia Les Très Bien. Una serata da incorniciare, quella di ieri sera al Teatro Comunale di Adria in occasione dell'appuntamento musicale con la storica band dei Creedence Clearwater Revival. Dalle parole di Massimo dell'associazione Tempi e Ritmi che cura la stagione teatrale adriese, il concerto è stato aperto dalle performance di Johnny Ponta, dalla giovane band rock crossover dei Mods e dal sindaco Omar Barbierato, che ha salutato il pubblico che gremiva il teatro di Adria con una performance artistica. Il primo cittadino, infatti, è un insegnante di chitarra e nel contesto della serata musicale si è esibito in Sweet Home Chicago, cantata dall'adriese Monica Bonafè, supportata dal batterista dei Mods e da due strumentiste e colonne portanti del sodalizio Tempi e Ritmi. I Creedence hanno trasportato il pubblico in un viaggio nel tempo, tracciando quella che è stata la carriera di una band che ha scritto pagine di storia della musica internazionale nei 50 anni dal loro esordio al Festival di Woodstock. Iniziato con il mitico brano Proud Perry, il concerto è terminato con Have You Ever Seen the Rain, dove il pubblico ha partecipato attivamente alla canzone. Non è mancato il bis, acclamato a gran voce dalla platea, e stasera sul palco
Sempre al Teatro Comunale saliranno Marco, Pippo e Gaetano con lo spettacolo Assai in pace, con Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio, che già da 2 mesi registra il tutto esaurito in prevendita. I 3 artisti porteranno con i loro personaggi il pubblico in un viaggio comico nel nostro territorio veneto, pieno di bellezze e di contraddizioni, di punti di vista diversi, strani e distorti, su una realtà che viviamo tutti i giorni. In questo grande caos un'unica certezza: tutti gli individui di questo mondo vorrebbero essere assai in pace. A stasera al Teatro Comunale di Adria. Buongiorno a tutti e bentrovati all'appuntamento meteo con Network Azzurra. Non sembra avere dunque pace nel Mediterraneo in questo maggio veramente atipico, che dopo la fase tipicamente tardo autunnale dovuta all'aria Arctic in discesa da nord, sopraggiunge ora una depressione dalla Spagna e dalla Francia e apre le porte dell'Atlantico. Lo farà attraverso una perturbazione che è già penetrata nel territorio italiano ieri sera, questa notte, che sta dando filo da torcere al nord-ovest. Entro la giornata avrà interessato buona parte del centro-nord Italia attraverso piogge temporali, nevicate a quote ancora piuttosto buone per la stagione ed ovviamente cieli spesso coperti e naturalmente molta umidità. Quindi la giornata va a prendersi con delle deboli piogge ovviamente, che diventeranno un pochino più insistenti in giornata, ma sarà naturalmente la parte pedemontana, alpina e prealpina ad avere la maggior parte delle precipitazioni, stante appunto una spinta sciroccale. I venti saranno moderati tesi dai quadranti orientali per poi divenire deboli nella serata, quando avremo anche una prima cessazione dei fenomeni partendo da nord-ovest, per poi riprendere per buona parte della giornata di domenica. Le temperature tenderanno a non subire grossi scossoni, ma si manterranno ben al di sotto delle medie climatiche del mese di maggio, appunto, e quindi naturalmente un weekend ancora totalmente compromesso, come era nelle aspettative di metà settimana. Non si intravedono poi anche durante la settimana alcuni altopressori in grado di garantire belle giornate soleggiate di stampo tardo primaverile, ma solamente da martedì in poi un leggero aumento pressorio che potrebbe dare una stabilità un pochino più positiva al tempo, ma sicuramente fino a lunedì sera le condizioni saranno tipicamente di tardo autunno, quindi con piogge, rovesci, temporali e clima naturalmente non positivo. Con questo vi saluto e ci sentiamo domani.